Buonasera a tutti, sì, mi ha già presentato egregiamente l'amico Paolo. Allora sì, io sono consigliere comunale a Milano da 2 anni, vicepresidente del Consiglio Comunale e vicepresidente ovviamente di minoranza. Che dire, la situazione è abbastanza triste, io lo vedo al Comune di Milano, vi porto brevissima esperienza di quello che ho visto, praticamente un comune governato dalla sinistra, e che sta facendo perdere al nostro comune, che era il faro di tutto il milanese, sta svilendo il comune, facendogli perdere la sua centralità rispetto al territorio e svendendolo un po' alle situazioni circostanti, solo ed esclusivamente perché chi governa in questo momento ha il solo obiettivo di accaparrarsi la sedia del livello probabilmente superiore, non gli importa niente dei cittadini, come lo sta dimostrando, continuando a mettere tasse e aumentando, ormai siamo a Milano, abbiamo raggiunto i limiti massimi, non possiamo più aumentare nulla. Loro giustificano dicendo che abbiamo i migliori servizi di tutto il territorio. Beh, è tutto da vedere, tutto da dimostrare. Che dire, io ero in Lega, ho fatto la campagna elettorale con la Lega, dopo a un certo punto ne sono uscito volontariamente perché non condividevo più il progetto. Sono entrato in Prima il Veneto, mi ritrovo sempre con un bellissimo gruppo di amici e conoscenti, vecchi e nuovi. Mi piace l'idea che stiamo portando avanti, che è sicuramente innovativa per il nostro territorio. Qual è il problema che io vedo andando in giro e parlando con i miei concittadini? Che quando ti trovi al bar, quando ti trovi per le piazze, tutti lamentano e tutti condividono il progetto, il nostro bel progetto che vede tanta gente stasera qua. Purtroppo però cosa succede? Che poi quando si trovano nell'urna elettorale, fatalità alla mano, va sempre a finire sempre nello stesso posto perché hanno la paura del cambiamento. L'obiettivo nostro, di tutti noi questa sera, è di andare fuori nelle piazze, nelle strade e dire alla gente che, come si diceva prima, faceva un esempio il mio amico Ivano Militello di vecchissima esperienza, diceva: ragazzi, non abbiamo paura del nuovo, perché il nuovo non potrà, anche se non fa niente, farà sicuramente meglio del vecchio che abbiamo adesso, per cui sempre avanti e non abbiamo paura. Grazie e buona serata.